accettato questo ruolo di cofondatore, poi ha cominciato a masticare amaro, perché Berlusconi cosa ha fatto? Ha fatto una cosa molto semplice, avendo un alleato fedele oggi, leale oggi, spero nel lungo periodo leale, fedele, però che in passato, ricordiamo bene, molti, non sempre è stato leale e fedele nei confronti di Forza Italia, come Bossi, naturalmente se l'è lisciato, se l'è tenuto vicino, se l'è coltivato, se l'è convinto, se l'è invitato tante volte a cena, alle cene del lunedì, e lì è scattata l'invidia, sono scattati sentimenti umani che non dovrebbero albergare nel cuore di un politico, perché il politico deve rimanere sempre un uomo o una donna, evidentemente, però non deve mai lasciarsi sopraffare da sentimenti che impediscono la propria capacità di ragionamento e quindi di posizionamento con i fatti concreti. Il riascolto dell'oleodotto in Turchia, l'amicizia di Berlusconi con il premier turco Erdogan. Questa è una cosa che non piace molto ai nostri amici leghisti, però insomma, non è che noi dobbiamo essere sempre comunque per forza d'accordo con quello che dicono i nostri amici leghisti, perché siamo amici della Lega ma non siamo schiavi della Lega. A loro dà fastidio la parola schiavi di Roma, senza capire il senso a me dà fastidio la parola essere schiavo di qualcuno, quindi in questo caso della Lega, deve essere amico della Lega fino a prova contraria, ma non schiavo della Lega. Quindi mi sembra naturale che Berlusconi possa portare avanti in prima persona, attraverso un eccellente ministro degli esteri come abbiamo Franco Frattini, una politica estera che ha una sua originalità, una sua autonomia, che porta avanti a modo suo con le sue capacità intellettuali e anche con le sue doti caratteriali. Escludo che Berlusconi e Fini possano rimettersi d'accordo. Ma guardate, il rapporto politico, cioè per carità, in questo mondo li abbiamo visti di tutti i colori. Io ricordo, c'ero quando Bossi diceva che Berlusconi era un mafioso, di chi ha cambiato idea per fortuna. Berlusconi è rimasto lo stesso, sempre lo stesso. Bossi invece è cambiato in meglio e siamo tutti felici di questo, quindi spero che fra 10 anni o fra 5 anni si termino subito. Il nostro amico Fini possa rientrare in sé, possa superare, magari cambiando moglie per la terza o quarta volta, il suo attuale stato di confusione. Ma temo che sia, oggi come oggi, c'è non uno scoramento, ma c'è oggettivamente un fastidio, quasi un disgusto nei confronti, direi proprio un disgusto, diciamo chiaramente, un disgusto rispetto a un modo di intendere la politica unicamente come appropriazione di visibilità, appropriazione di potere, la comunicazione che prevalica ogni altra cosa, cioè la comunicazione, soprattutto l'attività politica, l'attività amministrativa, l'attività di governo da parte di qualcuno è intesa come capacità di comunicare unicamente quello che si è fatto o non si è fatto, e questo l'abbiamo visto anche qualche volta, avevo Renato, da parte di parecchi nostri alleati, insomma, che magari non hanno realizzato moltissimo nella propria attività diciamo istituzionale o di governo, ma hanno affidato alla capacità di comunicazione dei propri appunto comunicatori, alle loro dipendenze, la capacità di rappresentare anche quello e soprattutto quello che non avevano fatto e mai avrebbero avuto la possibilità di fare.